bentrovati, eccoci puntuali con il nuovo appuntamento di Linea Rovente. Oggi un appuntamento dedicato alle vertenze nel mondo della cultura. Ce ne sono due in particolare che vogliamo come dire, spiegare, far conoscere, soprattutto sono delle battaglie, no? Da vincere. La prima riguarda la Biblioteca Civica di Cosenza, lì c'è una situazione di stallo, una vertenza che va avanti da troppo tempo, pochissimi dipendenti, per un patrimonio che è veramente la memoria di questa città. C'è un'associazione che si chiama Civica Amica che sostiene e che è fatta di cittadini, di professionisti, di insegnanti, di medici, che ha deciso di portare avanti proprio la battaglia per il rilancio di questa struttura che appunto anima del centro storico di Cosenza. Nei giorni scorsi a Cosenza c'è stato proprio il capo gabinetto del Ministero dei Beni Culturali, il professor D'Andrea. A lui abbiamo chiesto proprio quali spiragli ci sono per la biblioteca civica. Noi l'abbiamo intervistato, sentiamo subito che cosa ci ha detto. Qualche istante, forse non siamo pronti in regia, ve lo faremo sentire più avanti. Intanto vi dico che in questa vertenza della cultura c'è anche un altro problema importante, che è quello degli insegnanti assunti in fascia B. E con noi, e la voglio ringraziare per aver accettato il nostro invito, Lara Nocito. Lei è un insegnante ed è il portavoce del coordinamento docenti assunti appunto in fascia B. Tra l'altro ieri c'è stata la prima assemblea a Cosenza. Avete chiesto alle istituzioni di partecipare, non tutti hanno accolto il vostro invito. Adesso forse siamo in grado, però andiamo per ordine, finiamo di occuparci di questo argomento importante dell'assemblea che c'è stata ieri appunto a Cosenza. Ilaria Nocito, intanto spieghiamo, perché la cosa curiosa di tanti insegnanti, no, che si trovano nella vostra situazione è che a decidere, voi dite, è stato un algoritmo. Sì. Che cosa è successo? Allora, nell'estate 2015 è stata approvata la famigerata legge 107 detta è buona scuola, e molti docenti il 1° settembre sono stati assunti in quella appunto che è detta fase B. La maggior parte di questi docenti era in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno e, ahimè, a causa di questo è stato assunto al nord Italia. Quindi occupando praticamente dei posti per lo più da Roma in su e senza la possibilità di essere assunti invece su quei posti che erano stati invece occupati per anni qui nella propria terra. Subito dopo, il 1° dicembre, sono stati assunti docenti di fase C e sono stati assunti, moltissimi di questi sono stati assunti qui nella nostra terra, quindi in Calabria. Ma è una situazione che riguarda 8.000 persone circa in tutta Italia, quindi non è una cosa che riguarda soltanto la provincia di Cosenza. Assolutissimamente, certo, assolutamente sì. Allora, facciamo una pausa e torniamo ad occuparci di questo argomento. Siamo in grado invece di mostrarvi l'intervista con il professor D'Andrea, Giampaolo D'Andrea, capogabinetto del MIBAC, rispetto alla biblioteca civica, perché lo dicevamo, proprio i documenti della biblioteca civica sono stati portati al Ministero per studiare insieme un'operazione di rilancio. Vediamo cosa ci ha detto. Noi siamo aperti a studiare una qualche soluzione che porti a momenti di collaborazione con la Biblioteca Nazionale al fine di assicurare anche a questa istituzione un futuro più sicuro, voglio dire. Ma al momento non mi pare siano emerse ancora soluzioni concrete sulle quali operare.
E queste sono le parole del professor D'Andrea. Insomma, lui ha detto stiamo sostanzialmente valutando. Lo spiraglio che si apre arriva dal presidente della provincia. Come sapete, provincia, comune sono al lavoro per trovare una soluzione. Il presidente della provincia, Iacucci, sostanzialmente ha detto che personale della Biblioteca Nazionale coadiuverà prossimamente quello della biblioteca civica per consentire appunto che questa struttura continui a vivere. Ci ha raggiunto e la ringraziamo per averlo fatto in studio Gilda De Caro. Lei è il riferimento di questa associazione di cui vi parlavo, che si chiama Civica Amica e che ha sposato la battaglia della biblioteca civica. Allora, intanto spieghiamo che cos'è Civica Amica, poi invito i nostri telespettatori a telefonarci perché queste due vertenze che riguardano la cultura, cioè la biblioteca e poi la scuola, perché gli insegnanti, come appunto Lara Nocito, insegnano poi ai ragazzi a fare dei libri, lo strumento per crescere. I libri sono le chiavi poi che aprono il nostro futuro, quindi la memoria e anche i portatori di memoria hanno bisogno del sostegno. Aspettiamo quindi le vostre telefonate. Gilda De Caro. Sì. Grazie, grazie dell'invito, l'abbiamo accolto molto volentieri perché vogliamo sensibilizzare principalmente la città e non solo la città e la regione, veramente è una questione anche di livello quasi nazionale. Civica Amica è un'associazione di associazioni e di cittadini, siamo 12 associazioni, siamo partiti in 3, poi hanno aderito gli altri, dopodiché si sono aggiunti nelle 2 o 3 assemblee che abbiamo fatto alla UBIC una settantina di cittadini. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di essere supporto e sostegno della biblioteca civica. Io sono convinta di una cosa, non perché vogliamo essere trionfalisti, ma la mobilitazione dei cittadini, l'attenzione che i cittadini hanno dato in questi mesi. Siamo partiti, prendo la data di partenza di Civica Amica da un incontro che ho avuto col sindaco il 9 febbraio 2017, in cui ho annunciato che queste 3 associazioni avevano in mente di costruire uno strumento di attenzione, di pressione e di sensibilizzazione sulla biblioteca. Il primo problema della biblioteca è che non è più lo strumento, il luogo e lo strumento di conoscenza unico come era nel passato. 2 dati, li cito a memoria, quindi mi scuso se non sono esattissimi. Negli anni 94-95, quando io ero assessore allora e il problema della biblioteca si era posto, erano quasi 2000 le persone che frequentavano la biblioteca. Ora alla fine tra ottobre e novembre sono 700. Quindi questo fa vedere qual è il vero problema della biblioteca, cioè la frequenza, l'iniziativa, il rapporto con la società. Voglio un altro dato molto semplice. Anche la distanza che c'è tra i nuovi quartieri, tra i nuovi insediamenti. Cosenza allora aveva più di 100.000 abitanti o era lì, ora siamo a 66.000 e chiaramente tutti i centri intorno si sono sviluppati, ogni comune tende ad avere una biblioteca, sono iniziative lodevolissime, ma quello che è proprio il centro, non voglio dire di cultura, ma il centro di ogni documentazione che riguardi il passato, ma io dico anche il presente, perché c'è sempre questa relazione strettissima, è la civica, come la nazionale. Quindi a un certo punto il problema Civica Amica è nata proprio per sostenere la civica, che è di Cosenza, che rappresenta insieme all'Accademia e va sostenuta anche l'Accademia, la radice più profonda. Quasi direi la natura di questo centro culturale. Forse il problema è, ci ritorniamo, è far vivere, no, le biblioteche, perché lei lo diceva, non basta più il ruolo di custode dei libri, c'è bisogno che questi libri diventino vivi, che i luoghi tornino a vivere. E ci ritorniamo, perché vorrei parlare anche con Lara Nocito, che, ripeto, come insegnante sicuramente ha frequentato la biblioteca civica, ha invitato i suoi allievi a frequentarla e di certo insomma sposerà questa battaglia, però ritornando proprio invece alla vostra di battaglia, lo ricordo, lei è portavoce del coordinamento degli insegnanti di
fase B, costretti, tra virgolette, a spostarsi ad insegnare altrove. Mi spiega meglio, lo dicevamo, la funzione dell'algoritmo? Allora, questo algoritmo che naturalmente evidentemente non ha funzionato, lo hanno dimostrato anche alcuni tecnici nominati da una sigla sindacale, ingegneri informatici, hanno dimostrato chiaramente che era praticamente un algoritmo sbagliato nei suoi vari aspetti. Incrociava praticamente dei dati, i titoli naturalmente, quindi le abilitazioni sulle diverse classi di concorso, i punteggi quindi, e le province opzionate. Dopodiché si chiedeva anche ai docenti di scegliere se la priorità doveva essere data nell'assunzione, dovesse essere data a sostegno, al titolo su sostegno o alla classe comune. Niente, non ha funzionato qualcosa evidentemente perché i docenti di fase B, che erano per lo più i primissimi nelle varie graduatorie, sono stati assunti da Roma in su. E invece poi, come dicevo prima, nella fase successiva i docenti che la maggior parte insomma, di questi docenti che erano residuati e che si trovavano dietro nelle graduatorie delle classi di concorso, sono invece, proprio perché non in possesso di titolo su sostegno, per lo più sono stati assunti vicino casa, la maggior parte. Quindi... Voi come avete individuato il colpevole? Allora, il colpevole naturalmente è il Ministero che non ha voluto sentire ragioni dopo questo sistema che ha utilizzato, no? Abbiamo fatto richieste anche di accesso agli atti che ci sono state negate, anche i partigiani della scuola pubblica lo hanno fatto, però l'algoritmo non ha funzionato perché se una collega, porto l'esempio di una di noi, del nostro gruppo, con 156 punti su lingue è stata assunta a Milano su sostegno e i colleghi che seguivano in graduatoria con 40 punti sono stati assunti come potenziatori a Cosenza, cioè qua qualcosa non ha funzionato, non ci è stato neanche chiesto se avessimo desiderio di essere potenziatori, anche se poi la legge 107 prevedeva un unico organico, cosiddetto organico dell'autonomia, che include i docenti diciamo, curriculari, quelli di sostegno e quei potenziatori, per cui si è persa anche no, questa distinzione, tant'è che molti dirigenti hanno nominato sulla cattedra ad insegnare quindi nelle classi quelli che erano stati assunti come potenziatori, che nei fatti la legge stabiliva che dovessero essere utilizzati per migliorare il piano dell'offerta formativa delle scuole, incentivare che la progettualità, una serie di cose diciamo e questo insomma anche perché è stata penalizzata, è stato penalizzato il merito e la cultura, no? Perché moltissimi di noi avevano 200 punti, questo vuol dire quindi avere 20 anni di insegnamento e più tanti titoli anche culturali, ecco, rispetto a chi ne ha 40 forse qualche discrepanza c'è, noi volevamo semplicemente capire questo, ecco. Sono tutti questi aspetti che lei ha evidenziato, contraddizioni che sono venute fuori nel corso di questa assemblea di ieri. La regia forse può mandare in onda le immagini, perché ieri noi abbiamo girato le immagini di questa assemblea in cui praticamente sono venute fuori anche tantissime storie, significa, voi avete parlato di sradicamento addirittura, no? Sì. Quali sono le storie che sono venute fuori? Allora, moltissime colleghe non sono riuscite ad ottenere l'assegnazione provvisoria. Parlo di donne, no? Di madri, siamo tutte persone che hanno più di 40 anni, che hanno già un progetto di vita, che hanno un mutuo, quindi che non riescono a sostenere neanche economicamente questa situazione al nord Italia. Molte si sono portate dietro i figli, io ho anche mie amiche che hanno avuto problemi con i figli, cioè una collega per esempio mi raccontava che la ragazza era proprio disorientata, non è riuscita perché se, cioè, voglio dire, te lo porti su a 12-13 anni è quasi una cosa incomprensibile per alcuni figli, altri sono rimasti qui con il papà, con i nonni, altri addirittura ieri l'avvocato Longo che noi abbiamo invitato perché naturalmente seguiamo anche una via legale in certo, tutto questo perché sì. ci sono dei diritti lesi palesemente, vi raccontava anche di colleghe che le hanno chiesto di formalizzare le dimissioni, cioè un fatto gravissimo, ecco perché noi abbiamo chiesto anche l'intervento delle istituzioni locali e abbiamo invitato il
Presidente della Regione che non ha risposto, il Presidente della Provincia ha mandato il Dottor Ambrogio e noi lo ringraziamo pubblicamente e addirittura si è offerto per un tavolo, diciamo, di confronto. E ci ritorniamo sulle istituzioni. Intanto stiamo vedendo i tesori della biblioteca civica, professoressa De Caro, no? Che ecco, sono poco conosciuti. Perché va sostenuta? Quali sono i tesori che contiene? Sono notevoli. Guardi, intanto anche un segno della crisi ho trovato, mi è stato dato dalla mia cara amica e lo trovo interessantissimo, c'è un dépliant, l'ultimo che risale a 20 anni fa, dove si faceva l'elenco, perché questo dépliant veniva dato a tutti quanti, cerco tra le carte ma c'è sicuramente, veniva dato a tutti i frequentatori, eccolo qua, a tutti i frequentatori della biblioteca ed era una guida. Anche questo è il sintomo di, insomma, del declino per i media. La cosa grave è proprio questa: una biblioteca di questo tipo non può assolutamente morire nell'indifferenza generale. Noi crediamo, io qui ho due documenti, uno sul giornale di ieri, Affari e Finanza, parla di Bergamo, l'altro, Federico Rampini, parla della Public Library di New York. E i problemi sono quelli, solamente che in luoghi così strutturati e dove c'è la consuetudine, la frequenza della biblioteca, la risoluzione si trova perché la solidarietà e l'uso, la funzione, la capacità di offrire servizi fa andare avanti l'istituzione. Laddove questo non c'è, l'istituzione muore e noi non ce lo possiamo permettere. Allora, 54 pergamene, questo risale al 95, 54 pergamene dal XIII al XVIII secolo, 30 codici liturgici membranegi del XVI e XVII secolo. Quando sono stati chiusi i conventi, tutte le antifonarie, tutte le biblioteche dei conventi sono state date all'Accademia Cosentina e l'Accademia Cosentina poi le ha cedute alla biblioteca. Poi abbiamo oltre 500 manoscritti del Fondo Antico, cui vanno aggiunti 6 archivi privati dell'8 e 900, comprendendo migliaia di carte e autografi. Fondi antichi e rari di pregio, 53 incunaboli, edizione a stampa italiana e straniera della seconda metà del 400, oltre 1500 edizioni del 500, diverse migliaia di testi del 600 e del 700, un fondo di notevole interesse di fotografie, ritratti, incisioni, fogli volanti, carte geografiche e medaglie. Questo per dire quello che c'è scritto in un dépliant di 20 anni fa. Quindi, insomma, ci sono acquisizioni, c'è il fondo Salfi, c'è il fondo Serra, c'è il fondo, ce ne sono, in questo momento non mi vengono in mente, ma è un materiale enorme, sono 250.000 volumi di queste cose rare e forse 25.000 o qualcosa di più uniche, cioè che sono solo qui. Allora, da questo punto di vista i cittadini di Cosenza devono sapere che c'è questo patrimonio e si devono mobilitare. Molti non credono in questo. Il Presidente Iacucci ha fatto un bellissimo intervento l'altra sera, ma con me polemizza perché dice: voi intellettuali vi dovete rendere conto che non è solo di Cosenza, ma che non ha mai sostenuto nessuno che sia di Cosenza. Il problema è che sono 15 anni che non hanno un'amministrazione, che non hanno un indirizzo. È un ente morale. Sì. Allora bisogna assolutamente che ci sia un nuovo patto di collaborazione, proprio di stretto rapporto tra la città e l'Interland più grande e la biblioteca. Certo, è il momento, diciamo, delle proposte, sì, perché la crisi che sta vivendo la biblioteca civica è la crisi un po' che vivono tutte le biblioteche della regione, quindi è un po' la cultura calabrese che va rivista, il rilancio dei poli bibliotecari come opportunità per questa regione e non come carrozzoni, perché così poi purtroppo sono visti. Le scuole, perché molto poi parte anche, voi siete insegnanti, quindi insomma, molto parte dalle scuole che possono far conoscere ai ragazzi il patrimonio che ad esempio c'è nella civica piuttosto che in un'altra biblioteca della regione. Insegnanti che però se continuano ad essere mandati fuori poi sarà difficile, no? Che ritornino indietro. Lei parlava poi invece di assegnazioni provvisorie, no? Che poi comunque sono arrivate nel tempo, che è stata insomma una cosa non facile e comunque non una meta. Perché?
No, perché l'assegnazione provvisoria dura un anno, quindi poi il prossimo anno, la prossima estate, noi ricadremo di nuovo in quest'incubo, no? Quindi questa attesa, perché non è detto che riusciremo ad ottenerla. E poi spostare da qui tante persone che hanno comunque contribuito a fare cultura, no? Se mi viene in mente il maestro Claudio Abbado quando diceva che la cultura è un bene primario come l'acqua e che i cinema, le biblioteche sono come gli acquedotti, io direi anche la scuola, e noi tutti abbiamo investito in questa cultura, no? Affinché i ragazzi che comunque frequentano le nostre scuole potessero ottenere dei risultati, ci abbiamo creduto veramente ed è veramente una grande amarezza pensare, io parlo anche in prima persona, che a 46 anni, dopo che ho insegnato tanti anni latino e greco, mi ritrovo a dover insegnare nella scuola media, con tutto il rispetto voglio dire, però no, c'è un insieme di cose che non hanno funzionato, cioè in un posto che non mi appartiene, essere sradicata, è una cosa veramente devastante questa. Certo, e poi si incrociano chiaramente le situazioni personali, ma anche tutto ciò che riguarda la scuola, perché questa vostra condizione ha anche un riflesso sulla didattica. Certo, perché molti di noi hanno ottenuto poi, ripeto, questa assunzione su una classe di concorso alla quale non appartengono, nel senso che io per esempio faccio anche il mio esempio personale, no? Con 213 punti su latino e greco mi sono ritrovata con 35 punti ad essere assunta sul sostegno nella scuola media. Ora da insegnante in primis, da madre, avendo io 2 figli, comunque no, io il mio impegno ce lo metto tutto, però mi rendo conto in tante cose che non va, ecco, la situazione non è sostenibile, ecco, perché è tutto un sistema che poi fa veramente acqua da tutte le parti e comunque è una penalizzazione che noi abbiamo vissuto e che ci ha fatto entrare anche in crisi proprio come persone oltre che come professionisti, perché dopo tanti anni aver investito anche all'università abbiamo continuato, scuole di specializzazioni, corsi, master che sono anche costosi, cioè non è stato solo un investimento a livello di sforzi mentali, è stato anche un investimento monetario importante. Molto, no? con uno stipendio sempre alla stessa linea, perché noi, no, essendo precari, prendevamo sempre quei 1.300 euro, quindi abbiamo anche investito i nostri seconde lauree, anch'io mi sono iscritta a Tor Vergata e mi sono laureata per la seconda volta, voglio dire, ma è stato perché volevo un investimento nella mia vita professionale, leggo tanto, come tutti tantissimi miei colleghi, perché la maggior parte sono preparati. Non si può insegnare senza studiare. Ma non è possibile, quindi tanti investimenti in soldi, anche in libri, in tante cose, perché ora ci sono questi 500 euro, ma prima non c'era niente, ma 500 euro a fronte di cosa? Diciamo, di uno stipendio fermo da sempre in pratica, almeno per noi, sono 20 anni che insegniamo, sono 20 anni che abbiamo lo stesso stipendio, ecco, questa è anche un'altra cosa che andrebbe rivista. Come si può pensare di mantenersi in un posto come Milano, come Verona, come Roma, con 1.400 euro al mese, se magari tanti pagano un mutuo di 300-400 euro, hanno una famiglia, cioè molte di noi vengono aiutate dai coniugi e chi invece è separato ha anche problemi anche più grandi, insomma, cioè tutta una serie di cose che è vero loro non hanno calcolato, non potevano probabilmente, no, i casi singoli, però è una situazione che dovevano comunque considerare, perché stiamo parlando di persone che insegnavano da 20 anni, se no non sarebbero stati a quel punto della graduatoria. E poi cosa hanno fatto? Hanno indetto un concorso successivamente e hanno dato i posti a seguire a ragazzi di 26, 27, 28, gente che non ha mai insegnato, e molti dei colleghi di cui noi non vogliamo aprire una lotta tra... Insomma, non c'è questa guerra tra generazioni? No, non c'è la guerra, ma non c'è neanche la guerra tra diverse tipologie di insegnanti. Ieri per esempio da parte del sindacato dice noi non possiamo fare un distinguo tra fase B, C e GAE. Ho detto non vogliamo fare nessun distinguo, noi vogliamo semplicemente che vengano riconosciute i nostri diritti, che vengano riconosciuti quelli che sono stati lesi, perché se con tanta esperienza, tanti titoli di studio, tanto impegno, perché in quei punti ci sono anche tanti anni di servizio, certo, siamo stati poi sradicati e a seguire sono state assunte persone che avevano un quinto dei nostri punti, cioè voglio dire, non è una guerra, poi palesemente è stato leso un diritto e lo vogliamo riconosciuto, è questo che allora, non portiamo avanti una guerra né una polemica, cioè le battaglie le abbiamo fatte all'inizio, quando non abbiamo condiviso la legge 107 abbiamo lottato, no? Io faccio parte dei partigiani della scuola pubblica, in prima linea siamo stati sempre. Adesso è che noi chiediamo che quei posti su cui siamo
che da organico di fatto diventino organico di diritto. A nord, da Roma in su, i posti su sostegno sono tutti organico di diritto. Perché qui no? Perché se ci date poi annualmente questo incarico con l'assegnazione provvisoria non ci permettete di rimanere su quei posti e non mi parlate di continuità, perché qui ogni anno noi veniamo sbarcati da una scuola ad un'altra, per cui sugli alunni la continuità non esiste. Voglio dire, è palese sotto gli occhi di tutti. Queste sono poi anche le conseguenze sulla didattica, sulla scuola, sulla preparazione dei ragazzi. Io direi per tanti aspetti sì, perché quando si è creata una situazione positiva, un'empatia con gli alunni, con l'alunno diversamente abile magari che viene seguito in un certo modo, cioè alla fine dopo un anno quando abbiamo iniziato a capire tutto dobbiamo andare via e cambiare scuola, cioè veramente è una cosa grave, bisogna rivedere tante cose e noi speriamo veramente in quello che ieri il dottor Ambrogio ci ha promesso, questo tavolo di confronto con la Regione, perché è un problema anche diciamo sociale e istituzionale, anche i soldi che noi prendiamo da qui e portiamo a Nord Italia e spendiamo su tutta questa gente. Siamo diciamo in Italia circa 8.000 di fase B e la maggior parte è Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, sbarcati al Nord Italia. Certo, dopo l'emigrazione sanitaria c'è questa emigrazione della scuola. Gilda De Caro, lei Sì. tra l'altro è stata anche dirigente scolastica, forse allora si chiamava preside, però insomma non cambia la Io sono sostanza. sempre preside, Ecco, assolutamente. allora, come guarda anche ai problemi di giovani colleghi? Allora, è stata fatta un'operazione, bisogna riconoscerlo, estremamente importante, perché smontare le graduatorie ferme da 25 anni è un'impresa che fa tremare le vene e i polsi e finalmente è stata affrontata in una maniera radicale. La complessità è tale e l'arretrato è tale che certamente si sono create situazioni di vero conflitto, situazioni diciamo, di non giusta valutazione di quello che erano la posizione. Però la domanda che io insomma, mi pongo è se è stato leso un diritto, se c'è stata un'ingiustizia palese, perché non si è corretto immediatamente una volta preso atto? Perché no? non è, allora, i meccanismi di nomina sono le cose più complesse e più, come dire, intricate, perché se si fa un'operazione su una bisogna anche guardare le conseguenze a caduta, si chiamano, nel gergo sindacale l'ho sempre sentite chiamare così, che comportano, perché muovere una o muovere 8.000 significa poi, io mi sentirei morire a pensare cosa bisogna, cioè, se c'è stato l'errore di un uso sbagliato dell'algoritmo, l'errore principale è che quando si fanno delle date cose così importanti, perché l'operazione che è stata fatta è stata importantissima, questo lo dobbiamo dire, secondo me nemmeno se ne sono resi conto i governanti del momento di quello che poteva generare, vista appunto il pregresso di anni, di 30 anni, insomma credo che il concorso che la professoressa ha fatto risale al 1993-94. Che è il 99. O 99, ci sono persone a cui io ho fatto il concorso come presidente che ancora non, quindi voglio dire è un'operazione estremamente complicata. Nel momento in cui si lancia l'allarme, un giusto governante, io questo lo devo dire, un giusto governante fa attenzione e al Ministero spesso questa attenzione non c'è, questa è la questione. E come dire, incaponirsi su dire no, l'operazione va bene, perché chiaramente dare un posto a tanta gente, è chiaro che è un'operazione estremamente complessa e comporta moltissime energie, rivedere tutto significa magari a ridosso dell'anno scolastico. L'hanno anche, diciamo, a parole lo hanno anche ammesso in uno dei nostri gruppi, no? Quello della Puglia, Questo è è stato la ascoltato e lo hanno ammesso. Il Io problema sono... è ora riparare, perché non c'è la volontà, ecco perché noi abbiamo chiesto anche alle sigle sindacali e ai politici di intervenire, perché è anche una questione politica ora. A me che, io per esperienza so una cosa che mi è capitata tante volte, spesso chi sta al basso, lo diceva Machiavelli ma è vero, lo diceva perché lo riconosceva da grande saggio che era, chi sta al basso riesce a vedere l'alto, chi sta all'alto è difficile che veda il basso, dava questa raccomandazione quando bisogna fare... E noi su questo ci fermiamo perché c'è la pubblicità, restate con noi. Va bene. In collaborazione con Outlet Just Firme rinnova il tuo guardaroba con un occhio di riguardo al portafoglio. Alta qualità con i marchi più noti: Primo Emporio, Alfio Jeans, Beverly Hills, Polo Club, Very Simple, Fred Perry, Roberta Ranieri, Retro, Pinco, Notting Hill, Urban Ring, Liu Jo,
Promozioni valide tutto l'anno. Outlet Just Firme. Nuovi arrivi autunno-inverno. Sconti fino al 50% e oltre. Via Alcide De Gasperi a Rogliano. Seconda parte di Linea Rovente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando delle vertenze cultura, in particolare la Biblioteca Civica di Cosenza che si vuole rilanciare almeno nelle intenzioni di una rete di associazioni civica amica, e poi la rivendicazione forte e vibrata dei docenti di fase B che insomma chiedono giustizia, mettiamola così, perché poi è quello che chiedete. Ne stiamo parlando in studio con la professoressa Gilda De Caro, in rappresentanza appunto di Civica Amica, e della professoressa Lara Nocito. Lei è portavoce del coordinamento proprio dei docenti assunti in fase B. Vi ricordo ancora, qualora vogliate, potete telefonarci per raccontarci la vostra esperienza, se siete docenti, per dare un sostegno, qualora vogliate, alla biblioteca civica, capire insieme i problemi anche della crisi. Quindi andiamo con ordine. Lara Nocito, voi avete anche stilato un documento di rivendicazione, a chi l'avete presentato? L'abbiamo mandato alle istituzioni, l'abbiamo mandato ai partiti politici tutti, alle segreterie politiche, alle segreterie sindacali, perché noi abbiamo invitato tutti. Usciamo da questo incontro di ieri anche un po' amareggiati, perché il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ha risposto al nostro invito dicendo di essere già impegnato e ha preferito non inviare nessuno, mentre di solito abitualmente lui invia sempre qualche delegato. Invece questa volta ha ritenuto di non dover addirittura neanche inviare qualcuno per confrontarsi con noi. Anche il dirigente dell'ufficio scolastico regionale non ha accolto questo invito, quindi noi ancora di più siamo qui ad apprezzare la presenza del Presidente della Provincia attraverso il dottor Ambrogio. Le sigle sindacali, la Gilda ha risposto e la CGIL, tutti gli altri invitati non si sono presentati, invece ora il sindacato credo che in questa vertenza abbia un ruolo fondamentale, insomma. Un confronto da cui ricevere anche delle risposte, questo volevamo. Il nostro documento è un documento di 2 pagine in cui raccontiamo un po' quella che è la vicenda dei docenti di fase B e quello che chiediamo, no? È appunto cercare delle soluzioni a tutti questi docenti che chiedono di ritornare sui posti su cui continuano ad insegnare, anche se molti, ripeto, sono stati costretti e sono ancora al nord Italia perché non hanno possibilità di rientrare neanche grazie all'assegnazione provvisoria, che comunque è qualcosa che dura un anno e manda tutti quanti noi nuovamente in crisi durante poi il periodo estivo, perché c'è sempre questo punto interrogativo: lo otterremo o no? Ci saranno i posti o no? E l'avvocato Longo, Ester Donatella Longo, che ha accettato il nostro invito e ha studiato la nostra situazione, perché noi a lei ci siamo rivolti per cercare anche una linea che sia quella legale per aiutarci a difendere questi nostri diritti, e ha fatto una esposizione riguardo tutta la situazione e ha spiegato chiaramente a chi è intervenuto quello che è il danno che abbiamo ricevuto, quindi che ci sono i parametri legali per agire appunto quindi che avete anche il risarcimento, sì, oltre? Sì, tante cose, tante cause ora sono già in atto, sono state avviate, ora l'avvocato Longo sta studiando, non si può pensare in una situazione del genere una class action, no? Quindi sta praticamente ora studiando le singole situazioni per capire naturalmente quali diritti lesi singolarmente e quali richieste poter avanzare singolarmente. Quindi le vostre sono sostanzialmente vite sospese in questo momento. Sì. Queste vite sospese, questa anche precarietà, no, generalizzata, sì, che è forte tra gli insegnanti, come si ripercuote nella scuola e in istituzioni anche, no? Nella cultura in generale e quindi anche sulla biblioteca in questo caso? Certamente si ripercuote, perché se le persone non sono tranquille non riescono a dare il meglio di se stessi. Io ho una grande considerazione degli insegnanti, perché in tantissimi anni
di lavoro, ne ho avuti moltissimi che erano super. Allora, lo dico, non voglio blandire nessuno, ma lo dico con cognizione di causa. Che significa bravissimi? Bravissimi che ciascuno dava il meglio di sé in quello che c'era da fare e senza vedere, mi vado a scegliere gli alunni sono quelli che sono, con quelli che sono devi raggiungere gli obiettivi che saranno minimi, accettabili per alcuni e saranno massimi per altri, cioè le persone hanno patrimoni dentro di sé enormi, chi di più, chi di meno. Alcuni di meno bisogna portarli, diciamo, a sviluppare quello che è possibile sviluppare e ad altri di arrivare alle vette più elevate. Quindi io ho grande considerazione dei professori, dei miei professori con cui ho lavorato e porto lo stigma di una minoranza che erano inadatti assolutamente. Allora è successo un meccanismo, anche qui, una bella pensata che poi invece viene vanificata dal clima generale. Ci sono gli insegnanti che non sono adatti, ma questo non significa che il capo d'istituto deve avere un atteggiamento di comando, di forte pressione e di una autorità smisurata quasi che rasenta l'offesa pubblica. Questo non si fa, perché come dirigente scolastico devi lavorare con gli insegnanti che hai. Se hai gli strumenti per poter allontanare quelli che si dimostrano inadatti, va bene, ma la maggior parte va potenziata, va arricchita, va spinta a studiare di più, perché per insegnare senza studiare non si riesce. Assolutissimamente sì, no, quello che volevo dire è che negli ultimi anni abbiamo assistito a tantissime riforme della scuola, no? Perché si è detto questa scuola è rimasta indietro, non è più al passo con i tempi, bisogna cambiarla, tantissime le riforme che si sono susseguite. Questo è stato un bene o un male poi per la scuola? Ma per molti versi penso che ci sono molte cose positive che riguardano anche l'aggiornamento nell'uso dei sistemi e soprattutto la riflessione che non è la tecnologia che cambia tutto, ma è l'uso, quindi più si fonda, almeno da quello che io ho potuto leggere, non amerei parlare di scuola perché ne sono fuori, quindi non voglio fare nessuna diciamo, una interferenza indebita, però questa cosa che si sta vedendo mentre si fa la nuova scuola, che è il contenuto che conta, è come si tratta il contenuto, è come il metodo che si usa per evitare appunto una bieca ripetizione di quello che si trova in rete, perché in rete si trova tutto, cioè io prendo il telefono, ho bisogno di una cosa e trovo tutto, però è come io poi lo uso e questo fatto del come io lo uso mette in discussione la relazione centrale che è docente-alunno, cioè quella è la centralità, così pure la centralità della relazione scuola-famiglia, secondo me c'è un'esagerazione, un'eccessiva pressione delle famiglie sulla scuola, ognuno deve fare il proprio mestiere e allora questo fatto, per esempio, io non ho approvato assolutamente che nel comitato di valutazione ci fossero i genitori non hanno competenza per valutare la professione docente, la professione docente non è diciamo un comportamento, è uno status, è un modo di pensare e allora lì ci va un professionista dell'educazione che valuta come si fa. Quindi una persona terza, ma che si intenda di formazione, che si intenda di che significa insegnare, di che significa scegliere nella didattica o nel mare di contenuti che abbiamo, perché poi oltretutto ci sono millenni di storia, non si può fare tutto. Come si fa? Si taglia. Il cattivo insegnante taglia, il buon insegnante conduce in un percorso che fa maturare un'opinione all'alunno. Il cattivo insegnante dice programma, 4 informazioni e via, no, il problema è come maturano questi ragazzi, come maturano in presenza di un mondo difficilissimo dove le tecnologie possono produrre cose terribili, gli scienziati che si mobilitano contro l'uso dei robot e dei droni, a me dice qualcosa, quindi la scuola... Certo, io la fermo perché abbiamo una telefonata. Bene. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, da dove ci chiama? Da Catanzaro. Sì, ci dica. Sto seguendo la trasmissione. Sì. Mi abbassa per Catanzaro. piacere il volume del televisore e ci ascolta solo per telefono? Perché così comunichiamo meglio, mi fa una gentilezza. Qualcuno di voi? Allora, se mi abbassa il volume del televisore in modo da proprio poter capirci... Qualcuno di voi ricorderà il famoso... Pronto? Pronto? Abbiamo Va qualche bene così? problema.
Noi la sentiamo Ecco, a qualcuno di tratti. voi ricorderà il famoso sei politico che i sindacati... Guardi... Allora, noi purtroppo non riusciamo a sentirla bene, se richiama ci fa una gentilezza. Io prego la regia però di spiegare ai nostri telespettatori che devono abbassare il volume del televisore e parlarci, ascoltarci solo per telefono, altrimenti non riusciamo a comunicare. Allora, siccome abbiamo anche poco tempo, Lara Nocito, vogliamo intanto specificare, ricordare voi che cosa chiedete e poi chiudiamo con la biblioteca civica. Essere ascoltati in questo confronto che adesso ci ha proposto appunto il dottor Ambrogio, che speriamo possa avvenire subito dopo le vacanze natalizie, per tentare appunto di trovare una soluzione alla condizione di molti di questi docenti che appunto si sono ritrovati trasferiti al nord Italia, visto che i posti comunque ci sono, ottenendo noi ogni anno l'assegnazione provvisoria diciamo nel maggior numero. Poi ci sono alcuni anche colleghi che purtroppo non hanno ottenuto l'assegnazione, quindi a loro ancora di più va il nostro pensiero, no? Perché loro veramente hanno vissuto il più forte disagio. La scuola poi, io sono d'accordo con la professoressa su tante cose che ha detto, però io che la vivo ora dentro mi rendo conto in situazioni difficili, sono stata ultimamente negli ultimi 3 anni in scuole veramente al margine, e questa, per esempio l'utilizzo di questi strumenti informatici è solo una... così, no? È quasi una finzione. Ho visto tante LIM senza per esempio il computer, quindi tanti colleghi che vorrebbero utilizzarle non possono utilizzarla, tanti altri colleghi che è un cambiamento molto difficile. Sì, tutti poi sono impegnatissimi, io li vedo la maggior parte, come diceva, no, la professoressa, è vero, ci tengono veramente tanto, sono impegnati, hanno questa passione forte come l'abbiamo noi, no? Vorremmo veramente che gli alunni ottenessero grandi risultati, però poi tante volte non abbiamo gli strumenti e quindi finiamo con l'essere anche un po' a volte noiosi, anche se io, nonostante sia credo giovane ancora, sono per quel metodo di una volta. Io credo che quel metodo che ci ha resi professionisti, non è in contraddizione assolutamente, no, perché alcuni dicono no, facciamo solo progetti, facciamo questo, non è possibile. Io sono per una scuola anche tradizionale per tanti versi, che abbia poi naturalmente la capacità di utilizzare anche gli strumenti quelli nuovi, no? Sicuramente sì, però la scuola tradizionale è importantissima, cioè qui la grammatica va imparata, non possiamo pensare di fare solo e quindi recite. La lettura va incrementata, di conseguenza luoghi come la biblioteca civica vanno tutelati. C'era la professoressa De Caro, c'era praticamente questa proposta, questa proposta del Presidente della provincia Iacucci per rilanciare la biblioteca civica. Lei è favorevole? Come si fa a non essere favorevoli a una proposta che viene dal Presidente della provincia? È fatto con lo spirito di risolvere, non so se ha guardato verso il basso il Presidente della provincia rispetto a quello che dicevamo prima, e quindi che non so, sicuramente sarà stato informato e conosce quello che nel basso c'è. Però dico, 10 persone che vanno a lavorare distaccati dalla Biblioteca Nazionale alla Biblioteca Civica, certamente sono un grande sollievo, perché si potrà catalogare, poi bisogna vedere. Saranno addetti all'amministrazione, saranno addetti come bibliotecari, saranno addetti alla catalogazione, all'archiviazione. Non è che c'è il dipendente della biblioteca, ci sono varie funzioni nella biblioteca in base a quello che la biblioteca fa. Quindi non lo so, per carità è una proposta. D'altra parte il dottor D'Andrea ha fatto un intervento, io ero presente, abbiamo parlato, aspetta nostre notizie, ci ha promesso che se noi arriveremo al numero di 1000 cittadini a Cosenza mobilitati per la biblioteca, lui viene, al di là di qualsiasi incarico che può avere o meno. Ha detto: se voi raggiungete quota 1000, perché il nostro programma è raggiungere 1000 persone che sostengono la biblioteca a Cosenza. Come si fa a sostenere a diventare uno dei 1000? Ogni giovedì, intanto una semplicissima tessera ha un costo popolarissimo, quello che uno vuole dare, 10 euro, ma
qualsiasi cifra è bene. Questo serve perché nello stesso tempo noi abbiamo messo in moto un progetto sulla Costituzione con la Scuola dello Spirito Santo, con l'Istituto Comprensivo dello Spirito Santo e con il Liceo Classico. Faremo una ricerca con gli studenti e con i professori del liceo sui giornali che sono custoditi dalla Biblioteca Civica sull'entrata in vigore della Costituzione. Il 22 dicembre sono i 70 anni della nostra Costituzione, il 1° gennaio entrerà in vigore, quindi noi festeggeremo in questo modo. Poi è l'anno del patrimonio europeo della cultura e anche lì partiamo con un'altra proposta indirizzata alle scuole o a qualsiasi altra istituzione, ma di questo ne parleremo magari un'altra volta. Il progetto forte che noi abbiamo, un progetto per la digitalizzazione e poi noi stiamo sognando di costruire e di edificare un opificio per la conservazione e il restauro del libro, progetto piuttosto lungo che debba portare giovani a lavorare dentro la biblioteca con i finanziamenti europei, c'è una disponibilità della regione che andrà verificata. Questa è la cosa principale. Poi vorrei fare i condomini per la biblioteca. I condomini si iscrivono alla biblioteca, noi gli diamo la targhetta amico della biblioteca civica e lì c'è una serie di persone cioè il problema è proprio creare un legame. Guardi, dottoressa Baldino, ieri su Affari e Finanza parlano di Bergamo, patrimonio dell'UNESCO per le mura veneziane, quindi città con industrie, è una delle più alte. Però mi ha colpito la parte finale di questo articolo, si può trovare tranquillamente. Dice: Bergamo deve affrontare, come molti altri centri urbani del nord, il nodo demografico. Giusto nei giorni scorsi l'indagine conoscitiva sui centri storici realizzati dall'Associazione Nazionale dei Centri Storici e Artistici sottolineava come l'aumento della popolazione anziana e quello del numero di turisti rischiano di far perdere a Bergamo la sua identità, confinando soprattutto la città alta a una dimensione di esclusività urbana. Spettacolarizzata ma poco dinamica e vivace sotto il profilo sociale. I residenti che ogni sera alle 22 ascoltano i 100 rintocchi del campanone della Piazza Vecchia, segnava il confine con la Repubblica di Venezia, sono sempre meno e sempre più anziani, senza bergamaschi, senza negozi di vicinato, botteghe artigiane, centri di aggregazione sociale e culturale, perfino la bellezza incantata della città alta rischia di sfiorire. Ci vogliono politiche che favoriscano l'ingresso delle persone, l'arrivo dei ragazzi nella biblioteca, proposte, concorsi. C'era il famoso concorso Gullo, noi quest'anno lo vogliamo rifare, non con altre cose o altri argomenti, proprio perché questo è il legame. Certo, insomma, il rilancio della civica è anche strettamente legata al centro storico. Al centro storico. Il ministro Franceschini ha detto di aver inserito Cosenza nelle 4 città su cui insomma saranno anche erogati dei fondi europei proprio per il rilancio del centro storico, e questa è davvero una buona notizia. E poi un'altra cosa, quello che le volevo dire, mi scusi se i risultati contano, non è una questione che uno deve mettere la firma sulla soluzione, siamo tutti in campo per la civica, benissimo, il risultato di vederla frequentata, finanziata, con tranquillità, l'Accademia Cosentina potenziata, perché anche l'Accademia Cosentina... Sì, siamo in chiusura, le volevo fare solo una domanda, la prego di essere brevissima nella risposta. Abbiamo detto, i dipendenti della civica, molti vanno in pensione, ma... 4 ne sono rimasti. Sì, come si fa? C'è questa pianta organica che resta vuota, i concorsi... E questa è la questione. Io come civica amica mi batto perché si faccia un concorso con un finanziamento regionale o ministeriale, perché oppure se fanno il concorso o esauriscono, ci sarà un'altra grande maxi operazione, l'ha detto D'Andrea, di chiusura delle graduatorie dei beni culturali. Bene, allora che alcuni vengano assunti direttamente per la civica, non incomodato d'uso. E su questo ci fermiamo, perché mi sembra anche una strada concreta per il rilancio della civica. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito. Ad Enzo Leonetti in regia vi auguriamo un buon proseguimento. Speriamo bene.